Da lunedì gran parte dell'Italia, tra cui il Veneto, tornano in area gialla. Restano in area arancione Umbria, Puglia, Sicilia, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano. Il commercio tira un piccolo sospiro di sollievo. In Veneto calo costante da 29 giorni di tutti i parametri. I dati del coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore: 40.820 i tamponi eseguiti e 985 i nuovi positivi, con un'incidenza del 2,41%. 2.300 le persone ricoverate, di cui 2.022 in area non critica, meno 64, e 278, meno 5, in terapia intensiva. 53 i morti. Pronto il centro per le vaccinazioni in Fiera, ampi spazi e distanziamento con 16 postazioni. Il via dal 15 febbraio con gli ultraottantenni. Padova è la terza città più inquinata d'Italia, male anche gli altri capoluoghi del Veneto, a dirlo è il rapporto annuale di Legambiente. Con il ritorno della zona gialla, da lunedì riparte anche la didattica in presenza, seppur al 50%. Pronto il piano dei trasporti, steward e controlli sui mezzi e alle fermate per far rispettare il distanziamento e la capienza del 50% sui mezzi pubblici. Dopo mesi di chiusura, con il ritorno del Veneto in zona gialla, riaprono mostre e musei, ma solo durante la settimana. Il calcio Padova compie 111 anni, niente cortei né festeggiamenti a causa del Covid, ma arriva l'album dedicato alla storia dei biancoscudati.